Buonasera a tutti, benvenuti. Prima di tutto una domanda: quanti ex dipendenti di Colussi ci sono in sala? C'è qualcuno? Due lo abbiamo trovati, quindi bene, complimenti. Allora, benvenuti a tutti da parte del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche. Sapete, siamo una realtà che ha ormai 43 anni qui a Vittorio Veneto. Microfono. Ah, non si sente? Allora questo aggeggio infernale, sì. Ecco, quindi ripeto, sì, benvenuti a tutti, siamo il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, chiedo scusa delle spalle che vi volto, ma non c'è modo di evitare. Porto i saluti dell'assessore alla cultura Enrico Padoan, che è impegnato in un evento contemporaneo a questo. A Vittorio Veneto queste cose succedono perché abbiamo una tale ricchezza culturale che penso sia invidiabile, si sovrappongono gli eventi. Bene, allora saluto senz'altro Donata Colussi, Camilla Colussi, lei è Camilla, sì, doveva esserci anche il sindaco di Val di Zoldo ma non l'ho visto, quindi vabbè, non importa, lui c'è già stato la volta scorsa, vero? Quindi siamo a posto. Bene, allora Colussi 1791, una ricetta di famiglia, e noi siamo veramente felici di presentare questo libro perché è un libro di ricerca. Abbiamo visto, esaminato il libro, è veramente un'opera, non è soltanto un libro, è un'opera che ha richiesto sicuramente molto tempo, molta fatica e molta, insomma, anche attenzione. Il libro poi ha, come vedrete se avete modo di sfogliarlo, una ricchezza anche dal punto di vista iconografico incredibile, veramente bellissima, e anche una veste grafica che lo completa ed è veramente un'opera. Questi sono tra l'altro della libreria Il Punto. Li abbiamo qui per chi è interessato, tra l'altro a un prezzo di 35 euro, così mi hanno scritto. Quindi tanto lavoro, tanta passione, siamo veramente contenti di presentare questo libro, quest'opera oggi. Complimenti a Massimo Orlandini e a Simone Marzari. Ecco, la scaletta è la seguente. Dovrebbe esserci un saluto di Camilla Colussi, poi introduce Giampaolo Zagonel, socio del nostro circolo, poi il dottor Massimo Orlandini e infine Simone Marzari. Bene, e alla fine le domande. Grazie e buon ascolto. Buonasera a tutti, grazie. Io volevo ringraziare il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche per aver organizzato questa iniziativa e la Biblioteca Civica per averci ospitato. Questo di Vittorio Veneto è il quarto appuntamento per noi del nostro tour di presentazione del libro, che è partito da Valle di Zoldo, poi siamo stati a Mestre, siamo stati a Belluno e oggi siamo qua. Ci fa molto piacere vedere questa sala piena e vi ringraziamo per essere qua oggi. Vittorio Veneto è stata una tappa importante nella nostra storia perché è proprio lì che nel 1936 il mio bisnonno Angelo acquistava il suo primo biscottificio al di fuori della laguna. Una tappa che ha segnato lo sviluppo industriale, la storia dello sviluppo industriale della nostra azienda. Io volevo raccontarvi un po' come è nata l'idea di fare questo libro, che in realtà non siamo partiti con l'idea di fare il libro, ma siamo partiti con l'idea di fare una ricerca storica. Sapevamo che il mio bisnonno Angelo Colussi nel 1911 aveva aperto un biscottificio a Venezia, San Vio, e sapevamo che i suoi fratelli facevano tutti i suoi fratelli maggiori, perché lui era tra i più giovani nella sua famiglia, avevano tutti anche loro facevano lo stesso mestiere. Ma volevamo capire quando tutto aveva avuto inizio e quindi ci siamo incontrati con gli autori e abbiamo commissionato loro una ricerca storica.
E praticamente sono passati 3 anni in cui gli autori hanno consultato una vasta gamma di fonti, archivi pubblici, privati, interviste a persone, documenti, libri, le hanno incrociate, hanno anche ricostruito tutto l'albero genealogico del nostro ramo della famiglia dalla metà del 1600 ad oggi. E cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto intanto di essere molto più longevi di quello che pensavamo. Infatti abbiamo scoperto che che c'erano dei colussi che venivano dallo Zoldano e che, come tanti altri zoldani, tra il 600 e il 700 erano stati protagonisti di un percorso di emigrazione verso Venezia alla ricerca di lavoro. Poi durante il Settecento, c'erano stati diversi esponenti colussi che avevano ottenuto delle cariche significative in quella che era la Corporazione dei Forneri, una sorta di associazione di categoria dei fornai di un tempo. Andando a vedere invece il nostro ramo diretto della famiglia, quindi i nostri diretti antenati, abbiamo scoperto che Giacomo Colussi, nato nel 1791, nei primi dell'Ottocento aveva aperto un forno in Rio Terra San Leonardo a Venezia. Da lui in poi l'attività si è tramandata alle generazione dopo generazione, fino ad oggi. Oggi io rappresento la 7ª generazione in azienda convive oggi la 6ª, che è quella di mio papà, con noi, con la 7ª, che è quella che io rappresento insieme ai miei fratelli. A quel punto abbiamo deciso di scrivere il libro, un po' per mettere per iscritto tutto quello che avevamo scoperto. Infatti è un libro scientifico, non è proprio un romanzo, è un libro molto tecnico. E dall'altra parte anche per rendere merito alle generazioni che ci hanno preceduto. I nostri antenati si sono dimostrati non solo sono stati molto resilienti e hanno dimostrato una grande capacità di adattamento a contesti che mutavano, ma guerre, contesti economici e politici che cambiavano, ma hanno dimostrato anche una grande intraprendenza e una capacità di innovazione molto, a mio avviso, per l'epoca molto innovativa, scusate il giro di parole. E per questo ci sentiamo con questo libro di rendere omaggio anche a loro. Il libro racconta tutta la storia della nostra azienda, appunto da quel movimento migratorio del 600 ad oggi, e racconta quello che siamo noi oggi, che siamo un'azienda che ormai da qualche anno ha una forte focus sulla sostenibilità. Che altro aggiungere? Siamo molto soddisfatti, ci sta dando molte soddisfazioni. Domani saremo a Verona, domani mattina, a ritirare un premio, che siamo arrivati diversi, e questo ci rende molto orgogliosi, come ci rende molto orgogliosi vedere voi che siete venuti qua ad ascoltare la nostra storia. Quindi vi ringrazio ancora e buon proseguimento. Bene, conosco diverse monografie di società e imprese industriali e posso dire con cognizione di causa, poiché professionalmente provengo dal mondo industriale, che quella che presentiamo questa sera supera di gran lunga tanti altri pur pregevoli studi di simile argomento. Il volume dedicato ai colussi, dagli autori Simone Marzari e Massimo Orlandini, è insuperabile per la completezza delle ricerche, per gli argomenti trattati, per non parlare poi della ricchissima, straordinaria documentazione iconografica. Non dico ciò perché siamo in presenza di autori, per i quali basterebbe leggere il loro curriculum per capire da dove derivi la bontà del loro prodotto, anche senza aprire il libro. Lo dimostrano d'altronde le favorevolissime recensioni della stampa e il plauso ottenuto nelle numerose presentazioni fin qui effettuate. A dimostrazione di quanto sopra lo evidenzia il fatto che il volume ha recentemente vinto il 3° premio biennale OMMI dell'Osservatorio Monografico d'Impresa a Verona, in concorso con circa altri 70 lavori, e domani gli autori ritireranno il premio presso l'Università di Verona.
Inoltre il libro è entrato nella terna finalista della 4ª edizione del Premio Letterario Valori d'Impresa, Premio Letterario della Confindustria Veneto Est Area Metropolitana di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso, nato dalla volontà di valorizzare e promuovere la forte connessione tra industria e cultura. L'opera, frutto di molteplici anni di lavoro e ricerche, passa in rassegna la lunga e affascinante storia della famiglia Colussi, che da oltre 2 secoli è protagonista nel settore alimentare del nostro paese e non solo. Anche la nostra città fa parte dell'avventura Colussi, in quanto nel 1936, subentrando al fallimento del biscottificio Bosetti, Angelo Colussi inviò il figlio Giacomo, allora 22enne, non ancora laureato, ma che aveva già avuto esperienze lavorative, a rilanciare lo stabilimento, cosa che riuscì con successo, divenendo per molti anni una realtà importante nel tessuto del nostro territorio. Ma di ciò ci parleranno più diffusamente gli autori. Dopo lo stabilimento di Vittorio, i Colussi fondarono biscottifici un po' in tutta Italia, Padova, Milano, Perugia, Napoli, Catania e altri. Quello che stupisse è di trovare, dopo diverse generazioni, lo stesso impegno e dedizione nelle nuove, che si muovono nel solco di una tradizione che rimane fedele alla loro origine, ma sapientemente sa cogliere le esigenze del proprio tempo e proiettarsi verso il futuro. Oggi il gruppo Colussi produce una vasta gamma di prodotti con successo ed è presente nei maggiori mercati europei e del mondo intero. Vorrei sottolineare inoltre la sensibilità verso la collettività che manifesta il gruppo Colussi collaborando con il Banco Alimentare per ridurre lo spreco di cibo e dare sostegno alle persone bisognose. Solo nel 2022 ha consegnato al Banco Alimentare più di 9 milioni di porzioni, oltre a realizzare alcuni progetti sul territorio con concrete iniziative volte a valorizzare alcune aree del Paese. Do adesso la parola agli autori. Buonasera a tutti, grazie. Dopo tutte questi complimenti devo dire che 3 anni e mezzo di fatiche sono molto più leggere, perché ovviamente quello che ha detto Camilla Colussi è stato effettivamente così. Dicevo che è proprio così, 3 anni e mezzo di ricerche, e quindi con voi ci siamo un po' divisi, io e Simone Marzari, la serata, cercando di non annoiarvi troppo, con 2 passaggi. Uno, io vi dirò un attimo come è nata questa monografia dal punto di vista tecnico, anche perché mi occupo di editoria da una 40 d'anni, anzi da 41 anni, e quindi anche per capire la complessità dei materiali e anche del progetto. Dobbiamo a Camilla Colussi anche un affiancamento dell'azienda costante, e la ringraziamo perché anche lei si è data anima e corpo a questo progetto, anzi ci ha seguito passo passo per tutti questi anni. La stessa cosa si può dire del papà Angelo Colussi Serravallo, per quanto riguarda, diciamo, l'idea di fare, come diceva Camilla, un libro tra virgolette scientifico. Scientifico perché? Perché in questo caso siamo dovuti andare a recuperare migliaia di fonti, e queste fonti le abbiamo trovate in parecchi, diciamo, posizionamenti, che erano le aziende, che erano gli archivi di Stato, che erano altre collezioni, e questo porta anche al fatto che abbiamo peregrinato per 3 anni tra archivi, e noi dobbiamo citare per esempio l'Archivio di Stato di Belluno, l'Archivio di Stato di Venezia, la Marciana, tutte le Camere di Commercio che sono intervenute nei vari stabilimenti, ma soprattutto la Camera di Commercio di Venezia,
tutto quello che concerne anche gli archivi parrocchiali, gli archivi personali delle famiglie Colussi che ci hanno aiutato. Noi dobbiamo fare un ringraziamento corale a tutte le famiglie Colussi, che sono tante, e soprattutto a Donata Colussi qui con noi, perché è quella che, devo dire, ci ha aiutato di più in un certo tipo di fonti, soprattutto anche derivanti dallo stabilimento di Vittorio Veneto. Per quanto riguarda invece un ringraziamento anche personale a Orietta Zanato, che incidentalmente è mia moglie, ma che ci ha seguito per quanto riguarda anche diciamo un'osservazione critica del testo. Altra cosa importante è anche il fatto, come diceva Camilla, che inizialmente si doveva sistemare un po' la genealogia, e qui è stato Simone che si è incaricato di questo tipo di lavoro e si è interessato della parte della genealogia. Man mano che io magari fornivo dei dati, lui li incastonava in varie generazioni. Poi vi spiegherà come ha fatto invece proprio l'albero genealogico, che è forse uno dei primi alberi genealogici di storia di impresa, che è anche un albero genealogico con le aziende, e poi vi spiegherà. Possiamo andare avanti al prossimo. Mi metti per favore? Sì, abbiamo il mouse. Il mouse che non ho preso, vuoi prendere qua, ecco. Cominciamo a vedere la parte documentale, come si sta creando all'inizio, diciamo, del libro. Se parte. Ecco. Ma ecco, intanto vi spiego come è la filosofia di questa monografia. È una filosofia che riguarda, non è questo il file. Esatto, scusate perché ne abbiamo di file con presentazioni. La filosofia di questa monografia è una filosofia heritage. Heritage significa una filosofia che riguarda sì il passato, ma inteso come valori del passato, come eredità e anche come appunto valorizzazione di quello che si è fatto nel passato in proiezione futura. Quindi non è un atteggiamento vintage, con questa brutta parola che noi usiamo magari per andare a mercatini, ma riguarda proprio una filosofia che è anche una leva di marketing. L'heritage marketing è quanto di più avanzato le aziende stanno utilizzando per raccontare il proprio passato rispetto come vettore per il futuro, e quindi queste tipo di ricostruzioni non sono ricostruzioni storiche fine a se stesse, ma ricostruzioni che devono costruire un'azienda dai fasti, dai brevetti, da quello che si è fatto di buono nel passato, per costruire quanto di meglio sarà in futuro. Quindi è come, considerando una cometa, la coda è quello che noi di buono abbiamo fatto come azienda, attaccato al presente in funzione del futuro. La stella è il futuro, cioè stiamo andando avanti, ma è tutto collegato. In questo caso è un'azienda che ha la stessa famiglia per secoli, e abbiamo fatto delle ricerche che portano ad altri ritrovamenti che ci pensiamo di avere anche individuato dei nuovi filoni di ricerca. Si parte da Pianaz, una piccola frazione del Val di Zoldo, dove vedete questa freccetta azzurra riporta alla casa padronale dei Colussi, ma questa è forse l'ultima. Precedentemente c'erano anche delle altre evidenze di dimore nel 600 e forse nel 500. Chi erano i Colussi? I Colussi praticamente sono partiti con una catena migratoria di necessità, ma anche di mestiere, cioè non erano degli sprovveduti, già sapevano cosa andavano a fare, cioè erano dei venditori di perecotte o dei famosi zalletti, quindi biscotti fatti con la farina di mais, con più o meno, poteva essere uvetta, eccetera,
che portavano a Venezia o anche a Padova, altre città diciamo del Veneto, ma soprattutto a Venezia. In questo caso era un'intentata vendita. Questo è una bellissima stampa che c'è sul libro dello Zompini che riporta appunto il venditore di Zalletti, e sotto tra l'altro c'è la traduzione dal veneto all'inglese, perché questa è la stampa del 1805, lo Zompini stampato a Londra. Quindi partono così, ma partono così anche un po' tutti gli zoldani, ma i colussi in particolare si specializzano poi successivamente con altri passaggi, ma da così si passa a garzoni, aiuti dei forneri, i quali forneri chiaramente utilizzavano questi venditori ambulanti anche per lavorare nei forni. Quindi questi zoldani lavoravano per cucinare e cuocere i propri zalletti, ma nello stesso tempo lavoravano anche per fornai. Da qui diventano anche forneri. Quindi da questo momento si parte all'Archivio di Stato di Venezia, si va ad individuare la corporazione, in questo caso i forneri, che è in qualche maniera anche in antitesi dei pistori, perché Venezia è una delle poche città dove il mestiere è diviso in due corporazioni. Erano arrivati i primi pistori, che erano quelli che avevano la mariegola, avevano il loro statuto, si può dire, che era partito prima, e quindi avevano un oggetto sociale, si direbbe adesso, più largo, più ampio. Ai forneri erano rimaste poche cose, se non il fatto di cucinare con totarsi il pane, oppure cucinare il pane tout court. Ma certamente questi erano dei confini che venivano continuamente sorpassati, e si va poi avanti nei secoli fino a stemperare questa cosa. Le primi ritrovamenti, Archivio di Stato di Venezia, troviamo che nel primo Settecento questi sono già forneri fatti e rifatti, nel senso che ci troviamo i colussi nel capitolo per eleggere il Gastaldo capo. Quindi li vediamo già nel 1701, li vediamo già consiglieri appunto del Gastaldo, e questa è una elezione del 1701. Più avanti ci ritroviamo già eletti come vicari del Gastaldo, oppure Gastaldi, oppure ancora consiglieri, e aumentano. Ci sono tantissimi zoldani, Soramae, Rizzardini, Pancera. Si capisce che il mondo dei forneri è quasi appaltato ai cadorini e agli zoldani. Ecco qua, andiamo avanti nel Settecento e ci troviamo sempre più i colussi all'interno, diciamo, della corporazione, fino ad arrivare, diciamo, qui abbiamo il famoso Bortolo Colussi Gastaldo capo. A fine Settecento il Gastaldo aveva a che fare col Senato, aveva a che fare direttamente con le alte cariche dello Stato, quindi era una carica anche politica. Le ricerche in Archivio di Stato le abbiamo viste a Venezia, in Archivio Storico del Comune di Belluno gli estimi. Andiamo a vedere quali possedimenti hanno, anche perché questi colussi diventano poi pian piano dei possidenti, cioè non sono dei contadini o delle famiglie così povere da non poter fare il salto di categoria. Troviamo anche che hanno beni al sole, e qui troviamo, per esempio, questi sono degli estimi del 1730 circa, guardate quanti colussi troviamo in una sola pagina, e sono tutte transazioni, situazioni di proprietà. Un passaggio importante nell'Archivio di Stato di Belluno è stato questo, cioè un passaggio di proprietà, un'eredità. Siamo nel 1732, quando ci ritroviamo una famiglia di Colussi Manetta, e questo è il soprannome in linea patrilineare che noi abbiamo seguito, che arriva fino a Camilla e ai suoi figli, dove si parla di un passaggio dalla morte, diciamo, di un fornaio Colussi a Venezia con la vedova Venier, in questo caso è una veneziana, e suo figlio Martin,
che nel 1732 ereditano la casa nuova, nel senso che si trovano nelle condizioni di dover vendere la casa vecchia, la casa diciamo che poi cederanno insieme ad altre proprietà. Ma da qui si capisce che loro sono, il Martin e comunque lei, è sposata a un Colussi, Gio Battista, che ha il forno, il quale a sua volta è figlio di Andrea Colussi, un altro fornaio. Quindi ci riserviamo, e qui vediamo il 1791 con Giacomo Colussi come ormai la parte centrale di questa catena migratoria, ci riserviamo di fare ulteriori studi scientifici, perché qui è chiaro, lo abbiamo scritto sul libro da pagina 48 a pagina 60, che la storia non è finita. Come diceva Popper, la ricerca non finisce mai. E quindi siamo in qualche maniera con le antenne a cercare ancora questi documenti, perché riteniamo, io e Simone, che penso che fino all'inizio del 600 possiamo dire tranquillamente che possiamo già tornare indietro di un altro secolo abbondante. Qui ci troviamo davanti all'archivio parrocchiale di Zoldo, dove Simone ha individuato la nascita 1791 del nostro, chiamiamolo antenato, che ha dato il nome al libro nel 1791 e che poi fonderà il forno a Rio Terra San Leonardo, dove però noi, andando a vedere inizialmente sul sommarione vero napoleonico del 1805, troviamo che c'è ancora il canale San Leonardo. Quindi siamo in un momento in cui, quando vediamo questa carta, ancora non esiste il forno, ma che viene fondato poco dopo. Vedete il cerchio più grande è nel campiello del Magasin, quindi vicino alla fondamenta, poi diventerà Rio Terra San Leonardo, e poi si sposta proprio fronte strada, in quanto poi dove diventava commercialmente interessante spostarsi nella nuova via. Ecco, questa è una visione di un famoso fotografo danesi di Rio Terra San Leonardo, dove non c'è più il canale, in fondo potete vedere il ponte delle Guglie. L'attuale situazione, questo è il campiello del Magasin, e all'angolo di questa fotografia, vedete in questa zona qui, c'era il primo forno. Il secondo è pressappoco a questa altezza in Strada Nuova. Altra evidenza di argomento molto importante è la ricerca di quello che poi questi fornai nel fine Settecento, quando cade la Repubblica, all'inizio le corporazioni in qualche maniera si mescolano, quindi scaletteri, quindi pasticceri, fornai e pistori diventano permeabili, tutti fanno tutto. Diciamo che c'è la possibilità che chiunque possa fare biscotti o possa fare pane o possa fare entrambe le cose. In questo caso però vediamo l'origine di quello che noi ci siamo domandati: ma se abbiamo il famoso biscotto che faceva la Colussi, fa tuttora, quindi il baicolo, ma la storia del baicolo, siamo sicuri che sia quella? Siamo sicuri che quello che dicono o che dicevano sia proprio questa? Allora, non è stato semplice, perché quello che ho dovuto dire, io e Simone abbiamo dovuto dire al papà di Camilla, non l'avete inventato voi il baicolo non è dei Colussi, è di Venezia, nel senso che affonda indietro di secoli, probabilmente al 500, ma è la Colussi che è riuscita a far diventare il baicolo un biscotto famoso fuori da Venezia, e che lo ha pubblicizzato talmente tanto da identificarsi con il prodotto stesso. Questo è un documento molto raro che è pubblicato appunto sul libro, che è il libro sul biscotto, invece sulla galletta che veniva usata dai marinai veneziani nelle navi sia da guerra sia anche commerciali. La ricetta è andata perduta con i francesi quando sono arrivati a Venezia, perché l'ultimo pistor
tedesco che faceva il biscotto lasciò trapelare, diciamo, la ricetta, quindi la ricetta tra virgolette è andata perduta. Cos'era questo biscotto? Era una galletta secca estremamente disidratata che durava anche decenni. E addirittura i veneziani la vendevano alla peggiore nemica, che era Genova. Era la più rinomata di tutto il Mediterraneo. Da questa galletta secca, che era praticamente derivava dal pane dei romani, che era diciamo il pane nauticum, che era un pane poi chiuso a cerchio, perché il buco centrale serviva per impilarlo su un bastone. Così i romani si portavano dietro questo pane. Questo pane poi veniva tagliato a fette. Un po' il concetto del panetto biscottato poi tagliato a fette è quella del baicolo. Probabilmente la componente dolce è diventata la discriminante tra il prodotto per i rematori, per i naviganti dell'epoca, e poi invece quello che diventerà, cioè un biscottino uso inglese nell'Ottocento per intrattenere con il tè, con la malvasia, con il rum nei salotti buoni di Venezia. Questo è un documento eccezionale dell'Archivio di Stato di Venezia, dove ci sono i forni dei pistori tedeschi che producono il biscotto, e qui ci troviamo di fronte a quello che dicevo prima. Dove si trovano queste cose? Voi vedete una cosa dove io e Simone ci siamo concentrati, cioè le guide commerciali veneziane, che si trovano solo in 2 posti, quindi alla Marciana c'è tutta la collezione completa e alla Querini-Stampale una parte, e che ci danno la fotografia dell'Ottocento, dell'Ottocento primo Novecento, di tutte le attività commerciali. In questo caso abbiamo trovato un brevetto, un'egida da parte del re, siamo negli anni diciamo unitari, di un'azienda che fa la pubblicità dei suoi veicoli. Veniamo a altre fonti, dicevo, questo è chiaramente una fonte fotografiche che abbiamo inserito, che sono fonti di archivi di famiglia, che siano archivi di Vittorio Veneto, di Perugia, di Milano, che hanno potuto darci un'idea molto precisa di quello che erano questi anni, soprattutto del Novecento. Abbiamo dovuto inserire solo 900 immagini su, io penso, 6-7 mila immagini. Io e Simone abbiamo visto soltanto di camioncini. Per i collezionisti camioncini c'erano una 50, quindi non è facile scegliere. Il fondatore del biscottificio, bisnonno di Camilla, Angelo Colussi, e veniamo anche a un'altra fonte, Camera di Commercio di Venezia. Questo è il momento in cui si apre la partita IVA, si direbbe, no? Attenzione che molte aziende, quando fanno il loro libro, fanno un errore, quello di dire, bene, questo è il pezzo di carta, io sono nato nel 1911, potrebbe non essere vero, perché nel 1911, per esempio a Venezia, ma tutte le Camere di Commercio d'Italia, c'era una legge che obbligava le Camere di Commercio a richiamare le aziende a iscriversi alla Camera di Commercio. Per cosa? Per pagare l'annualità delle tasse camerali. Quindi molto spesso veniva chiesto al titolare, ma tu da quando sei iscritto? Spesso le risposte erano anche fantasiose, cioè il più vicino possibile per non pagare magari delle tasse retrogradate, ma non sempre. Un altro è il 1927, quindi c'è una marea di aziende veneziane che sono nate nel 1911, 1925 e 1927. Quindi bisogna stare molto attenti a dire che quello è nato, e questo caso qui per esempio è un caso che poi vi spiegherà Simone, anche dovuto a un'eredità, e quindi è più legato a questa data, è più vera, diciamo, che non altri che hanno dovuto dire ma io ho aperto fantasiosamente nel 1893. E quindi tante volte i documenti non sono proprio così. Poi una cosa importante, vedete che questo è un documento molto vissuto, perché arriva fino al 1965, quando chiudono tutti i negozi e vengono, diciamo, rivoluzionate la situazione aziendale, perché muore il titolare. Quindi vedete cessato, chiuso, per cui c'è tutta in una pagina ci sono tutti i colussi di 60 anni.
tutto quello che è successo, poi dentro il fascicolo è più ampio. Oggetti. È chiaro che quando si entra in un archivio familiare o aziendale si trovano anche delle cose molto simpatiche. Questa è una prova del nostro fotografo Peccoz, sono degli stampi a mano dei biscotti anni 25-30, stupendi, veramente belli, che riportano, diciamo, l'idea di come si facevano i biscotti quasi come la nonna, cioè si faceva un'operazione manuale sulla pasta. Ecco, potete vedere quanto belli sono i nottoni, sono stati fotografati in maniera molto migliore di quello che si vede adesso qua su carta. I marchi, allora chiaramente andiamo a vedere che c'è un archivio generale dello Stato dove ci sono tutti i marchi depositati, i brevetti, possono essere brevetti di marchio, possono essere brevetti di altre di invenzioni. In questo caso è il primo marchio di Angelo Colussi che riguarda i cavalli di San Marco, quindi è un marchio che poi naturalmente viene sfruttato nelle scatole. Altro cosa importante, le scatole litografate. Si può litografare la carta, ma litografare la latta è molto più difficile. Sono due passaggi di colore, poche aziende all'epoca nel primo Novecento sapevano fare questo, una per esempio era l'Andreis, però ce n'era un'altra a Milano molto importante, l'Andreis di Udine. Questo tipo di lavorazione impreziosiva il prodotto e certamente era un prodotto regalo già all'epoca, e questa è pubblicità. Ma come vedete anche il marchio comincia a diventare qualche cosa che viene riprodotto anche in maniera istituzionale. Questa è una grandissima immagine di vetro e oro, diciamo ripulita, che riprende l'immagine coordinata di prima della scatola. Qui ci troviamo di fronte a un'altra cosa, è l'egida della Real Casa, quindi oggi si direbbe un po' più una patacca che non altro, perché non è vero brevetto, è il re che in qualche maniera dice ok, vi potete fregiare di questa cosa. Era molto usuale, aziende molto avviate, e quindi ti potevi mettere questo marchio nelle carte intestate, nelle scatole, e quindi questo è un ulteriore archivio. Qui abbiamo il brevetto ancora in essere, che viene rinnovato ogni 20 anni, che è un brevetto di marchio in questo caso, dove nasce l'idea del baicolo, della scatola del baicolo iconica, dove abbiamo il Cigisbeo, lo dico alla veneziana, lo spasimante, che regala la scatola di baicoli all'amata. Questa è, diciamo, proprio l'immagine che identifica i biscotti di Colussi in tutto il mondo, parlo dei baicoli. Qui abbiamo una foto industriale invece che è ad uso commerciale dei rappresentanti, diciamo chi va a vendere, e comunque è un'immagine che dà l'idea, siamo negli anni 40, di come la scatola poi non è così differente dalle prime e dove naturalmente il prodotto viene confezionato a uso, diciamo, regalo. Altra scatola, sempre la stessa immagine, quindi questo è proprio, si chiama coordinamento d'immagine. Questa è una cosa meravigliosa che abbiamo trovato a Parigi, un collezionista che aveva 20.000 pezzi di tutto il mondo, aveva solo questo, a un'asta, ce lo siamo aggiudicato, ce ne sono alcuni che vedete su eBay a 5 euro, 10 euro, quelli sono più stati anche ristampati. Questo è un pezzo unico degli anni 30, potete apprezzare che il pezzo di sinistra è veramente un acquerello strepitoso. Ecco. Questo significa comunque aggiungere come fonti tutte queste inserimenti che possono essere inserimenti d'archivio, ma inserimenti anche di oggetti, di gadget, eccetera. L'immagine iconica diventa anche un cartoncino, diventa anche una scatola di cartone. Ecco, in omaggio a quello che si diceva prima e quello che dirà Simone, questo è un cartone pubblicitario del biscottificio Bosetto, che è stato il biscottificio poi fallito, che nel 1936 fu comprato da Angelo Colussi. I grandi manifesti murali 100x140 delle focacce, qui possiamo capire da questo manifesto che ci sono i primi negozi a Milano in via Falcone e via Buenos Aires.
grafiche strepitose degli anni 30, degli anni 20, la bellezza di questi copriscatola, noi ne abbiamo trovati tantissimi, abbiamo dovuto fare una cernita. Questa è la classica scatola da drogheria. E poi veniamo alla prima pagina del libro, una nostra scoperta nell'archivio Colussi di Petrignano d'Assisi. Abbiamo trovato queste due copriscatola di Dradi e Rossi, che sono praticamente l'inizio della grafica italiana. Dradi e Rossi sono due grafici che si mettono assieme. Sono due inediti del 32 e nel 33 fondano la rivista Campo Grafico, che ha cambiato completamente la concezione di un certo tipo di grafica un po' più d'antan, come poteva essere la grafica diciamo dei primi anni 10 o dei primi anni 20. In questo caso fotografie importanti, tra l'altro anche curiose, perché abbiamo scoperto quanto Colussi faceva concorrenza da vicino a Motta. Motta apriva un negozio a Milano, Colussi glielo apriva a 100 metri. I milanesi, quando abbiamo presentato a Milano, i giornalisti erano stupiti che facevamo vedere il Duomo con Colussi. Volete mangiare la focaccia Colussi? Ecco, ci sono 18 porter con i manifesti all'americana, ti faccio vedere che cosa posso fare io a casa tua e ti posso far vedere anche che faccio pubblicità come fai tu. Un omaggio al momento dell'apertura del negozio. Il gadget esisteva anche negli anni 30, bellissima scatola in questo caso, e le inaugurazioni. Uno dei più bei, strepitosi negozi, questo è a Venezia, una calca notevole, ma questo era un negozio veramente strepitoso, fotografie sia industriali ma di grandi fotografi. Ferruzzi e Giacomelli a Venezia sono i migliori fotografi industriali. L'inaugurazione, una cassiera all'americana con la cassa tutta lucente, l'ho dovuta mettere per dare l'idea di quanto ci tenevano i Colussi. Qui siamo nei primi anni 50 a Mestre, un negozio bellissimo in via Piave, nella via Piave dell'epoca, con un'inaugurazione in grande spolvero. Le scatole, i famosi cubi, che erano tra l'altro un esempio di economia circolare, il fatto che questi cubi erano di latta ricoperta, non era latta litografata come abbiamo visto, ma latta ricoperta di carta, che venivano ritirate dal negozio, venivano lavate, ripristinate rimettendo la carta nuova e venivano ridate, pieni di biscotti naturalmente, al droghiere. Quindi, ripeto, tanto di cappello, già all'epoca venivano riutilizzate le scatole. La pubblicità negli annuari diciamo nei repertori. Questo è l'elenco della Telve, forse ve la ricordate, e qui abbiamo Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, prima che esistesse la SEAT. Colussi, in questo caso Colussi di Vittorio Veneto, fa la pubblicità in prima di copertina con Ferrero, con la Permaflex, ve la ricordate, quindi era un investimento non da poco fare la prima di copertina in questo genere. Poi, andando molto avanti, la parte diciamo dei Colussi Serravalle che si sposta a Perugia investe ancora di più in pubblicità. Qui siamo nel 1967, io ho l'età purtroppo di ricordarmelo bene, questo carosello voluto da Paolo Campani, un famoso regista di caroselli, e siamo a Modena, quindi le figurine sapete che sono importanti, Modena per la Panini, si inventa 100 figurine con questo animaletto che è un falcon pulcin leone, che bene o male è un grifo, che è l'emblema di Perugia, ma ha anche 100 amici, tutti divisi in 3, sono 3 animali. Queste figurine sono 100, sono andate a ruba a tutti prima noi quando eravamo bambini, ma poi adesso ci sono i collezionisti, vero Simone, non so, per avere uno questa è la numero 1, l'ho trovata dopo 4 anni, però diciamo che andiamo su
più di 1.500-2.000 euro a livello collezionistico, quindi i collezionisti impazziscono già ancora adesso per queste cose. Ecco, andando avanti, questo è Paul Campani, il famoso regista, appunto l'inventore del... Così, poi un omaggio al dottor Zagonel, perché poi mentre stavo scrivendo il papà di Camilla, a Simone, stavamo facendo la parte finale del libro, con Camilla stavamo io e Simone costruendo la parte finale del libro in funzione della sostenibilità, quindi avevamo fatto un discorso che partiva dall'heritage e si andava a fondere con la sostenibilità, di cui è anche la conseguenza. Ma suo papà mi chiama a me personalmente alle 11 dicendo: ma lei lo sa che io sono un serravallo, io mi chiamo Colussi Serravallo. Sì, e cosa vuol dire? Perché invece di andare a chiudere il lavoro lo allargava, e quindi ha detto a lei: Simone, mi dovete fare la storia del serravallo, in sintesi, ma voglio la storia di mia mamma e di quello che è stato il mondo dei serravalli. Il serravallo lo scrive bene il dottor Zagonel nel bellissimo libro della vostra associazione, che io ho letto per caso. Sono capitato al mercatino di Godega, perché frequento il mercatino di Godega, sono capitato su quel libro, sono sbiancato perché c'era il libro in bozze, ho chiamato il dottor Zagonel e ho detto: senta, mi racconta questa storia che i Serravallo non sono di Trieste ma sono di Ceneda, cioè di qua. E dice: sì, perché io ho tutte le pezze d'appoggio, mi ha spiegato, io so che ci sono le tombe, e lui mi diceva: però io non so niente di quello che lei ha scritto dopo. Ci siamo confrontati, è uscito fuori dentro il libro anche un capitolo dedicato ai Serravallo. In questo caso ci sono fuse le due esperienze e abbiamo potuto dire al suo papà: dico, voi non siete solo triestini ma siete anche di Ceneda. È un caso su un milione il fatto che poi il nonno Angelo Colussi abbia poi fondato il suo stabilimento a Vittorio Veneto. In questo caso qui noi ci ritroviamo con Elena e Jacopo Serravallo che lui compra una farmacia a Trieste perché faceva, come diceva prima, faceva compravendita di strumentazione medica eccetera a Venezia. Lui aveva studiato a Padova, dopodiché compra questa farmacia a metà dell'800 e quindi si insedia a Venezia. Ma soprattutto suo figlio Vittorio a Trieste, suo figlio a Trieste cosa fa? Si inventa un elisir, diremo un Amaro Giuliano dell'epoca, ma che ha un successo strepitoso in tutto il mondo, soprattutto perché lui viaggia tantissimo, è un botanico, è un cultore della materia, va a comprare le essenze in Indonesia, stiamo parlando del primo Novecento, fine 800, primo Novecento, fa un viaggio all'anno, Indonesia, Cina, immaginate, cioè 120 anni fa, tornava con le essenze, aveva piantato anche un orto botanico e dopodiché mandava il suo bellissima pubblicità in giro per il mondo, il famoso vino di china ferruginoso Serravallo. Questa è un bellissimo cartone molto grande da farmacia o da drogheria e questo tonico veramente l'ha mandato in tutto il mondo. Qui un collegamento firmato, questo bellissimo, guardate, è molto raro trovarli, adesso è in collezione Colussi, solo la Fondazione Salce ha queste cose. La Fondazione Salce a Treviso, forse la conoscete? Come? Sì, beh, diciamo, mi diceva Zagonel che ce l'ha anche lui, ma però la cosa importante è capire questo. La firma di questo cartone è di EMCA, è un acronimo di un famoso illustratore, che fatalità è lo stesso dei migliori manifesti di Colussi. Fra Serravallo, i suoceri tra Serravallo e Colussi, forse in qualche maniera qualcosa era scattato, se si fidavano di un illustratore poi l'altro lo seguiva. Io vi ringrazio e vi lascio con l'opera di Camilla a Milano alla presentazione della storia di tutti questi pezzi così, con l'augurio diciamo anche di poter continuare con l'archivio e con la ricerca di pezzi, proprio perché c'è ancora tanto da trovare e da ricercare. Grazie. Ormai la riconoscete questa immagine. Allora,
io riprendo un po' quello che si è detto, ma non riparto dalle origini, riparto proprio da Vittorio Veneto. Perché una delle domande che ci siamo fatti tutti è perché Zoldo, Venezia, e poi si è arrivati ad aprire uno stabilimento a Vittorio Veneto. E questo stabilimento di Vittorio Veneto ha avuto anche una storia molto longeva, perché stiamo parlando dal 1936 fino a dopo il 2000, quindi più di 80 anni c'è stata Colussi che ha prodotto qui a Vittorio Veneto. Ecco che la nostra ricerca è partita proprio dalla storia di un biscottificio che era già presente ed era un biscottificio molto importante. Qui siamo, l'abbiamo accennato prima, siamo agli inizi del Novecento. Questo pasticcere decide in un anno non proprio facile, per Vittorio Veneto il 1916 doveva essere un anno molto complicato. Però invece il nostro Giuseppe Bosetto, era nato nel 1874, qui vedete, acquista un'area già edificata, quindi c'era già una preesistenza e costruisce, quindi amplia, il proprio stabilimento di biscotti. Riesce a superare il periodo della guerra e terminata, cosa produce? Produce il biscotto, non era solo lui, anche Vittorio Colussi ad esempio a Padova lo produceva con questo nome. Produce il biscotto Vittoria, un nome logicamente che voleva dire molto. E questo biscotto in realtà è la fortuna del biscottificio. Così dal 1916 lui riesce ad arrivare, tra virgolette, indenne, perché tra autarchia e momento difficile, eccetera, riesce ad arrivare al 1936, quando in realtà a un certo punto i troppi debiti, i creditori alle porte lo mettono in forte difficoltà. Ecco che questa è una foto del biscottificio Bosetto appena acquistato da Angelo Colussi, si insinua proprio Angelo Colussi. Angelo Colussi che aveva il suo stabilimento lui a Venezia ed era anche importante, ma era in centro storico. Doveva ogni volta, usando le barche, portarsi in terraferma. Capisce che deve fare qualcosa di diverso, deve entrare in terraferma per cominciare a distribuire con più facilità i propri prodotti. Ecco che l'occasione della difficoltà di questo biscottificio, lui riesce, diciamo, a pagare i creditori e con questo diventa proprietario dello stabilimento di Bosetto. Il documento, questo è un inventario che viene preparato per l'occasione e queste 3 pagine di inventario c'è la descrizione puntuale di tutti i macchinari che c'erano dentro lo stabilimento che passano dalla proprietà di Bosetto a quella di Angelo Colussi. È una descrizione bellissima perché dalla bascula al mortaio, al banco coi cassetti, cioè abbiamo, se vogliamo, la foto di una fabbrica, di un biscottificio degli anni 30. Ecco qui un prospetto, se vogliamo, del biscottificio storico. Ecco, arriva Angelo Colussi che logicamente mette le sue scritte, comincia a dare quindi evidenza alla sua presenza qui a Vittorio Veneto. E chi manda lui a Vittorio Veneto? Manda il figlio più vecchio, se vogliamo, che però ha solo 22 anni. Se noi pensiamo ai nostri ragazzi, bambini a 22 anni, perché li consideriamo ancora bambini noi a 22 anni, lui prende e manda il figlio... Sbagliando, grazie. Sbagliando, era ironica la mia sottolineatura. Manda il figlio a 22 anni ad aprire il biscottificio e sarà in realtà un vero successo. Pensiamo che Giacomo non ha ancora terminato gli studi, li terminerà proprio in occasione di questo suo comunque ormai già presenza fissa proprio qui a Vittorio Veneto. Ho fatto così un appunto, ha la capacità anche soprattutto di vedere che, e qui siamo nel 36, se Bosetto è fallito, lui invece deve avere la capacità non di provare a partire, ma di implementare soprattutto la produzione. Introduce ad esempio il terzo turno di lavoro,
sfiorando le 2,5 tonnellate di biscotti al giorno con una produzione attiva 24 ore su 24. E siamo in un periodo dove il biscotto lo potevano mangiare solo i signori. Chi è che si poteva permettersi con la guerra alle porte di comprarsi tanti biscotti? Si andava nella drogheria, si andava nel piccolo negozio di alimentari, si comprava un etto, si comprava il scartossetto di biscotti che erano conservati nei grandi vasi di vetro, il droghiere lo prendeva, ti dava 3 biscotti, prendevi e compravi quel poco. E loro riuscivano comunque a produrne con un'attività aperta 24 ore su 24. Tra il 44 e il 45 lo stabilimento, logicamente, siamo in piena guerra, viene praticamente chiuso e le grandi difficoltà, logicamente, però non fanno paura a Colussi. In questa immagine del periodo sempre anteguerra vediamo una foto sullo sfondo non è lo stabilimento, sullo sfondo vedete la villa dove abitava diciamo Giacomo Angelo, e quando il papà veniva da Venezia abitavano su questo fabbricato. Questo è il retro della villa e questa foto è bellissima perché vediamo soprattutto gli operai, vediamo chi concretamente realizzava questi biscotti con le macchine, che qui vedete, parlava prima Massimo giustamente delle decine e decine di foto che avevamo di macchine. Queste foto sono stupende perché ci fotografano un periodo particolare. Nel 49 quindi termina la guerra e Giacomo deve fare le valigie, perché Angelo ha l'intuizione di dire: bene, ci siamo spostati da Venezia, siamo andati in terraferma, siamo andati a Vittorio Veneto. Non ci basta. L'idea è quella di non solo conquistare il nord Italia, il nord-est e il nord Italia, ma anche quella di spostarci oltre. Sta iniziando, sono i primi segnali, se vogliamo, di boom economico. Cominciano un po' tutti gli stabilimenti a vedere che c'è la possibilità, ecco, di espatriare rispetto magari alla piccola città dove si è nati. Ecco che Giacomo quindi viene spostato a Perugia e siamo proprio nel centro dell'Italia. E quindi la gestione di Vittorio Veneto passa al fratello più giovane ed è Carlo Alberto. E in questo periodo l'attività della famiglia, diciamo che ancora una volta viene rilanciata, riprende veramente con forza, tanto che necessitano importanti lavori di ampliamento e ristrutturazione del fabbricato, che risale, ripeto, ancora agli anni 20, 1916, quando Bosetto aveva comprato quell'area che abbiamo visto prima. In questa planimetria vediamo il progetto, quello vedete più scuro, del nuovo stabilimento. Viene incaricato un architetto veneziano e siamo alla fine degli anni 50, il progetto è ormai pronto. Questa è un'immagine un po' fantasiosa, non è esattamente poi quello che viene realizzato, però abbiamo, se vogliamo, siamo abituati oggi al rendering, no? Cioè di vedere già le immagini. Questo era allegato tra l'altro a un librettino, una raccolta di figurine, e ci fa vedere l'idea che ha Angelo Colussi con i figli di trasformare lo stabilimento e renderlo decisamente più moderno. Partono quindi i lavori per la costruzione di questo nuovo grande fabbrica, se vogliamo, di biscotti, e dove ancora si continuano a produrre i biscotti sotto il marchio Angelo Colussi Venezia. E questo andrà avanti fino al 1958, quando in realtà nasce un secondo marchio, e voi vittoriesi siete più legati, se vogliamo, a questo, cioè nasce il Biscotti e Panettoni Colussi Milano. Ecco un'immagine del nuovo biscottificio, che quello che si può vedere ancora adesso è molto simile. La parte alta manca l'ampliamento degli uffici, quindi c'è ancora la parte vuota, ed ecco come si presentava lo stabilimento praticamente appena ultimato. Un'immagine decisamente diversa rispetto al primo stabilimento che avete visto, ex Bosetto. Ecco qui gli operai, quindi lo stabilimento entra in funzione. Questi sono i nuovi uffici,
Sull'angolo del bancone vedete il classico cubotto di biscotti. Ed ecco, soprattutto, arrivano i nuovi macchinari. Questa è la prima fase della produzione, con lo stampo dei biscotti, ma ecco che abbiamo il reparto forni continui, e poi questi forni sono andati avanti per decenni e decenni. Vedete la lunghezza, adesso capiamo perché oltretutto si producevano tonnellate e tonnellate di biscotti. Vedete qui il forno e sono pronte sulla sinistra le scatole già aperte, rivestite internamente con la carta. Ecco le operaie al lavoro, stavano portando i biscotti all'interno delle scatole, quindi siamo reparto confezionamento. Ecco le famose scatole, prima accennava Massimo, sulla fila sotto vedete le scatole pulite, senza carta, di sopra invece le vedete rivestite di carta. Magari dite la verità, qualcuno di voi ha a casa, magari in cantina o da qualche parte, un cubotto così, è vero o no? Purtroppo no. Va bene. Li abbiamo comprati forse tutti noi, quelli che c'erano sul mercato. Ecco il reparto confezionamento, qui le scatole erano pronte poi per essere caricate sui camion, quindi vedete quanta produzione, e questo è, se vogliamo, l'emblema, perché questa forma di packaging, diciamo, questa immagine che viene riprodotta sempre su tutte le scatole, su tutta la pubblicità, rimane per decenni il marchio e il ricordo dei biscotti di Angelo Colussi. Però oltre alla produzione i Colussi sapevano anche rendere partecipi e seguire, perché non possiamo parlare solo di Colussi qui a Vittorio Veneto come imprenditori che lavorano eccetera. Diciamo che all'epoca c'era anche una tradizione, se vogliamo, perché si faceva anche qualcosa, io dico, per le famiglie, si era una famiglia. Ecco, questo, qui vediamo un pullman, siamo lì fra gli anni 50 e gli anni 60, con i bambini pronti a partire per o una gita o forse anche per le colonie. Per le colonie, ecco, confermiamo le colonie. Ed era un gruppetto sostanzioso, se vogliamo, di ragazzi che partivano proprio davanti allo stabilimento. Ma oltre a quello abbiamo anche le gite aziendali, e quindi ecco che si andava via. Questo probabilmente era il cartello che veniva messo davanti al pullman: biscottificio Angelo Colussi, stabilimento di Vittorio Veneto, gita aziendale. Questi sono invece delle scatole, forse qualcuno di voi le ricorda? Sì, ok, è passato qualche anno, siamo anche qui negli anni 60 soprattutto, ma forse sono già le prime, sono degli anni addirittura 50, e vedete che la famiglia Colussi, pur avendo stabilimenti diversi, perché c'è ancora lo stabilimento di Venezia che funziona, c'è lo stabilimento infatti vedete in alto, Angelo Colussi Venezia, poi c'è lo stabilimento di Vittorio Veneto, quindi c'è Colussi Milano, ma c'è anche lo stabilimento di Perugia in funzione nel frattempo. Ecco che con la stessa immagine abbiamo Colussi Perugia. Poi l'ultima è una variazione, diciamo, sul tema che ha fatto lo stabilimento di Perugia. Queste sono scatole che venivano prodotte proprio qui a Vittorio Veneto, quindi per la Colussi Milano. Scatole difficili da trovare perché sono scatole di cartone. Cosa si faceva? Una volta consumato il prodotto, come si fa anche adesso, strappi, stufa, anzi accendevi, ti permetteva addirittura di accendere la stufa e quindi sparivano. In realtà, insomma, siamo riusciti, ecco, a trovare questi pezzi rarissimi che si sono conservati per fortuna nel tempo e quindi, insomma, ecco, arricchiscono, se vogliamo, anche la storia iconografica della pubblicazione. Questa è un'immagine invece di un catalogo, ecco, della Colussi Milano, dove si vedono un po' sullo sfondo tutti i vari prodotti che venivano proprio realizzati qui a Vittorio Veneto. Quindi
diciamo che era molto vario, era molto importante, anche vediamo i baicoli con la confezione classica che ancora oggi spesso e volentieri ritroviamo. Questo è, se vogliamo, la storia recente, più vicina, ecco, più vicina a voi. Non lo so quanti di voi poi sono andati a studiare, come abbiamo fatto noi, per capire da dove i Colussi sono arrivati e con che storia alle spalle i Colussi sono arrivati qui a Vittorio Veneto. Accennava prima Massimo all'albero genealogico. Ecco, qui vedete l'ultima parte, la parte più bassa dell'albero, perché in realtà nel libro, per chi lo comprerà, insomma, lo vedrete decisamente più ampio. Io con il mouse adesso mi sposto e vi faccio vedere i Colussi che avete conosciuto voi. Quindi Carlo Alberto, Giacomo che aveva fondato e il loro padre, ecco, sono andato oltre, scusate, e Angelo che aveva fondato lo stabilimento a Venezia. In orizzontale vediamo poi tutti i fratelli di Angelo, ad esempio Vittorio, il più vecchio dei fratelli, aveva aperto, dopo lo vedremo, uno stabilimento a Padova e c'era un collegamento continuo tra i fratelli, anche se ognuno era indipendente, così come abbiamo visto prima che Angelo insegna ai propri figli, perché Carlo Alberto, Giacomo e anche Alessandro continueranno a produrre però tenendosi sempre in contatto, tanto che facevano le scatole tutte uguali cambiando solo il nome della città. E quindi da questo albero riusciamo poi ad andare indietro e come vedete il nostro lavoro, diciamo un po' più complicato, è stato quello non solo di ricostruire attraverso l'archivio parrocchiale i legami parentali, ma abbiamo cercato anche di, e lo vedete appunto in rosso, di scrivere ognuno cosa faceva e quando ha aperto e quando ha chiuso poi lo stabilimento. Se vedete tutti o quasi tutti hanno un'indicazione di un'apertura o di un forno o l'apertura di un negozio, tanto che il nostro Giacomo, eccolo qua, 1791, il padre non era fornaio, ma in realtà aveva una parentela di fornai molto vicina a lui. Quindi se vogliamo, ok, non riusciamo poi a collegarlo oltre, ecco perché siamo partiti dicendo Giacomo 1791, ma in realtà la parentela era molto più ampia perché poi c'era una collaborazione continua. Giacomo 1791-1858, lui è prestinaio a Venezia, siamo, abbiamo detto, negli anni 20 dell'Ottocento, cominciamo a vedere un po' alla volta i volti anche di queste persone di cui abbiamo detto. E questa è una parte secondo noi molto importante perché giustamente Camilla ha detto questo libro ebbene, racconta la storia di famiglia, ma vuole soprattutto rendere omaggio alle persone, perché sono persone che con grande sacrificio, e questo è un messaggio da trasmettere alle nostre ma anche alle future generazioni, solo con il sacrificio si possono portare a casa grandi risultati. E queste persone sono persone che di sacrificio ne hanno fatto veramente tanto. Abbiamo letto una serie di lettere della metà dell'Ottocento di Giacomo che scriveva alla mamma da Venezia, la mamma era a Zoldo, eccetera, dove racconta le difficoltà, dove senti proprio il pathos, ci ha permesso di entrare veramente nella famiglia e in quello che era la loro produzione e anche vita familiare. Questo, ecco, da Giacomo l'attività passa al figlio santo, una figura fondamentale perché l'espansione aziendale è soprattutto dovuta a lui. Questa bellissima immagine è un quadro con una cornice fantastica ed è nell'ufficio del sindaco di Val di Zoldo. Quindi ci ha permesso logicamente di fotografarlo e l'abbiamo riprodotto anche nel libro. Però Santo non ha figli. E quindi la sua attività sarà ereditata proprio dai 4 nipoti, figli del fratello Giobatta, che è uno dei pochi Colussi che in realtà non scende da Zoldo. Lui rimane con la mamma e poi anche con la moglie a gestire, diciamo, quel po' di proprietà che c'erano a Zoldo. Quindi
si affida ai nipoti Eugenio, Cesare, Paolo e Giacomo. Quest'ultimo in particolare è proprio socio nella bottega di Santo e ripeto qui, adesso rivedete il discorso delle lettere, le lettere sono state poi fondamentali e per spiegarci bene la storia, e alla scomparsa dello zio quindi Giacomo apre un proprio negozio a San Vio 721 e saranno i suoi figli, e qui parliamo di Vittorio, Umberto, Ettore, Santo e Angelo, ad avere un futuro da veri e propri imprenditori a livello industriale. Il passaggio dalla produzione artigianale alla produzione industriale si deve proprio ai figli di Giacomo. Eccoli, abbiamo messo anche i nomi: Ettore, Vittorio, Angelo, Umberto, Santo, loro tutti sono nel ramo. E poi abbiamo anche sotto, vedete, c'è solo un nome di una delle 4 figlie femmine, perché Amabile è la più vecchia di tutti e Amabile sposa anche lei un Colussi, però un Colussi di un altro ramo, perché se tutti i Colussi che abbiamo visto fino adesso sono Maneta, quindi hanno un soprannome, quindi erano talmente tanti i Colussi che hanno cominciato a dividerli in... sposa un Carlet, quindi Emilio Colussi Carlet, anche lui con una tradizione alle spalle molto importante. Infatti il nonno aveva fondato nel 1840 a San Luca un suo forno e tutt'oggi, se voi andate a San Luca, trovate il forno, se vogliamo, di Emilio Colussi, ancora aperto e ancora attivo. Che ci fosse una stretta collaborazione l'abbiamo scoperto a volte nei documenti, li avete visti prima, ma a volte i documenti, come si diceva, non raccontano sempre la verità. O meglio, non sono sempre denunciati tutti i passaggi, e questo per noi che facciamo ricerca storica diventa anche un problema. Ecco perché ci affidiamo a quelle che sono le fonti, chiamiamole indirette, sono ad esempio le pubblicità di cui si è accennato. Questa pubblicità che abbiamo trovato in una guida commerciale cosa ci dice? Ci dice che Colussi Vittorio, il più vecchio dei fratelli maschi, apre un suo negozio a nome proprio dove c'era il negozio del cognato, il marito della sorella. Ecco che quindi non c'era una rivalità in modo tale da prevalere sull'altro perché speriamo che chiuda così vado avanti io. In realtà c'era una continua collaborazione. Ecco che Colussi, una volta aperto il suo primo negozio, poi nel frattempo i fratelli sono cresciuti, vedete che apre in realtà una nuova ditta che si chiamerà Vittorio Colussi e Fratelli. E qui è una bellissima pubblicità dell'epoca, e a me piace vedere anche lo sfondo. In questa pubblicità mette lo sfondo come per ricollegarsi forse alle origini zoldane proprio della famiglia stessa. Ancora, documentazione storica, siamo tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, una scatola che ci dice che Vittorio Colussi e Fratelli questa volta si è spostato a Malcanton, ma in realtà noi non abbiamo mai trovato un documento che ci dice questo. Quindi questa scatola, che fa parte di una collezione, questa purtroppo non siamo riusciti ad averla, fa parte di una collezione, ci ha permesso ad esempio di capire questo passaggio. Successivamente Vittorio e i fratelli intanto cominciavano probabilmente a volere una propria indipendenza, si scioglie diciamo, la società con i fratelli e torna, qui siamo nel 1906, si sposta sempre nell'ambito veneziano alla Fondamenta Rossa. Vittorio poi è il primo di tutti quelli dei suoi fratelli a spostarsi in terraferma e lo fa andando a Padova, città se vogliamo turistica, pensiamo solo alla Basilica del Santo, e rimarrà poi lì a Venezia passando l'attività anche al figlio Mario e vi rimarrà fino al 1981, quindi praticamente attraversa un secolo di vita. Nel frattempo il fratello più giovane diciamo che ha alle spalle veramente una scuola, non solo da parte a suo tempo del padre, ma anche e soprattutto dei fratelli. Ecco che il nostro quindi Angelo Colussi con la madre nel 1911 apre a nome proprio, abbiamo visto prima il documento, il negozio a San Vio 722, ma nel 1920 acquista un'ampia proprietà nel Sestiere di Canareggio
per poter produrre decisamente molto di più di quello che non faceva nel retrobottega. Ecco, questo per noi, come l'avete visto già prima, è un po' l'emblema di questo passaggio, se vogliamo, anche di questa evoluzione da parte sua, da parte della sua produzione. Ecco il nuovo stabilimento che lui apre a Canareggio. Fa tutta una serie di demolizioni nell'area e costruisce i nuovi uffici e costruisce anche la nuova fabbrica. Ecco qui vedete proprio gli uffici e qui vedete l'interno dello stabilimento. Sono foto bellissime perché ci permettono veramente di entrare in quella produzione degli anni 20 e si colgono degli aspetti secondo me bellissimi, ad esempio anche la cuffietta che la signorina ha sul capo ci fa vedere anche un'attenzione, se vogliamo, pur essendo 100 anni fa, ma in realtà lo vedete anche qui nel reparto confezionamento wafer, tutte hanno un'attenzione perché un capello non entri in qualsiasi confezione di biscotti, perché sanno che potrebbe essere decisamente antieconomica l'operazione. E avete visto prima un'anticipazione dei manifesti, quello sulla sinistra ci dice che Angelo Colussi apre il suo primo negozio in via Falcone. Il secondo manifesto invece ci dice che ora i negozi a Milano sono diventati ben 2. E quella dei negozi abbiamo una carrellata sul libro decisamente interessante. Sono aperti 8 negozi a Venezia, Mestre, 2 a Milano, Padova, Vicenza, Trieste. E questa è un'immagine di un negozio particolarmente interessante, particolarmente bello. Voi pensate negli anni 50, 60, primi anni 60, entrare in un negozio del genere per comprare dolciumi era impegnativo perché bisognava comunque uscire con qualcosa decisamente, però era un investimento che Angelo Colussi aveva capito che anche su questo doveva investire. Come è stato accennato prima, terminata la guerra, abbiamo capito che il nord Italia non è sufficiente e quindi viene aperto questo nuovo stabilimento da Giacomo che si stacca da Vittorio Veneto e quindi troviamo dopo il 49 lo stabilimento di Perugia, poi avrà tutta una serie di passaggi e di spostamenti e quindi addirittura da Perugia saranno aperti dei nuovi stabilimenti, delle filiali a Catania nel 54, a Napoli nel 56, mentre il fratello più giovane Alessandro nel 1965 apre lo stabilimento a Voghera sotto l'insegna comunque Colussi Milano come era qui a Vittorio Veneto. Ecco, alcune immagini, un camioncino della Colussi Perugia, mentre sulla sinistra era probabilmente nel padiglione di una fiera per una pubblicità li vedete all'interno delle operaie. Allora, io sto chiudendo, sono arrivato in fondo. Colussi Perugia continua nella sua evoluzione, qui vedete un biscotto che troviamo tutti anche oggi nei supermercati, il Gran Turchese, ma a un certo punto siamo anni 60-70, voi guardate quanti marchi Colussi abbiamo. Abbiamo Padova, Milano, Venezia, Perugia, Napoli, Catania, Perugia, benissimo, e forse è arrivato anche il momento di raggruppare tutti questi marchi e questo raggruppamento a un certo punto avviene sotto un unico grande marchio che è il marchio della Colussi dal 1911. Ancora non c'era la nostra ricerca. Però fino adesso abbiamo parlato sempre di Colussi che producono biscotti. In realtà siamo arrivati oggi a capire che non basta produrre solo biscotti, ma bisogna essere sul mercato anche con molto di più, perché è un mercato in continua evoluzione. L'attuale marchio o gruppo Colussi, come vedete, parla anche di Del Monte, parla di Pastagnesi, parla di sapori, parla di misura. Dalla piccola paese della Val di Zoldo
oggi abbiamo un gruppo che ha invaso non solo l'Italia, e questo anche grazie a Vittorio Veneto. Grazie. Non resta che complimentarci con Simone Marzari, Massimo Orlandini e Camilla Colussi, e grazie anche a Giampaolo Zagonel per questa bella presentazione. Io immagino siate interessati a questo libro e niente, grazie per essere stati con noi. Gli autori sono qui a vostra disposizione ancora per qualche minuto, perché alle 7 dobbiamo lasciare la sala. Questo sì. Grazie, arrivederci.